Tutto pronto a San Giovanni e Manzano per l'avvio del referendum consultivo tra la popolazione per la futura fusione tra i due comuni, come ci conferma Cesare Mangoni, portavoce del comitato. Si creerà innanzitutto un comitato e poi verranno raccolte le firme. Ci siamo già informati con la regione, sappiamo già cosa bisogna, le carte che bisogna produrre. Perché nasce questa iniziativa? Soprattutto perché non è una moda, ma bensì un qualcosa di utile per i cittadini. No, è di utile e indispensabile perché stiamo attraversando scusate, un momento di crisi economica non indifferente. Manzano e San Giovanni sono sempre stati i comuni caposaldo della regione a livello di contribuzione fiscale e noi ci siamo resi conto che è giunto il momento di prendere questa decisione di riorganizzare gli uffici, ridurre le spese e aumentare i servizi ai cittadini. Inoltre avremo per 5 anni dei contributi per 1.600.000 euro da parte della regione e avremo dei benefici a larga scala anche per quanto riguarda poi lo sviluppo di tutta la parte economica e la parte sociale del comune. Corno invece fa orecchie da mercante in questo momento. No, ma con Corno abbiamo sempre un dialogo sincero, ci siamo già sentiti col sindaco, sia io che anche gli altri i componenti di questo comitato che si creerà e abbiamo per il momento accantonato l'ipotesi di fusione con Corno, ma è un progetto che magari si potrà sviluppare e noi faremo da caposaldo, da testa di ponte di questa fusione che secondo me sarà il futuro dei comuni di tutta la regione. Noi saremo forse i primi o forse ci sarà qualcuno anche a Pordenone mi sembra, ma saremo d'esempio anche per gli altri comuni e vedrete che la fusione è un progetto lungimirante che servirà non ai politici ma alla gente. Possiamo dire Rivignano Teor insegna. Rivignano Teor insegna, io ho parlato, mi sono incontrato col sindaco Mario Anzil e mi ha spiegato per mia conoscenza, sono andato a informarmi di come hanno fatto questa fusione e dei benefici che ha comportato. Ci sono solo delle positività e quindi io credo che sia giunto il momento per il comune importanti come Manzano e San Giovanni di prendere questa decisione e di fondersi in un unico comune, lasciare stare i campanilismi che non servono e vedere una nuova visione del futuro, perché le spese e le tasse saranno sempre di più e quindi noi dobbiamo riorganizzare l'apparato amministrativo in funzione del bene del cittadino.